un padrino artistico di Lucia Diamante. Ovviamente lo conosciamo tutti, altrettanto un veterano della musica partenopea, uno che quando canta canta e parla pure, ve lo assicuro, il nostro grande amico artista Mimmo Taurino! All'improvviso tu me lasciato lucchina all'occhio l'ora de me sguardo tu stringiva mano e poi da dormiste in braccia a me non verdina passo di me più mamante non verdina non sai come t'ammirava non verdina ho che vado a me ne va tutto magari e tu solo mi fa imparare non verdina che tu sia da mariva non verdina non mi mai abbandonata non verdina io vado più cagare ma se volessi ancora qua da stregnere vasata la verdina ma viene un suono che faccia all'era col cuore in mano per dire sto buono io non lo chiamare te se nessuno sta a vedere papà non verdina passo di me più mamante non verdina non sai come t'ammirava non verdina ho che vado a me ne va tutto magari e tu solo mi fa imparare non verdina che tu sia da mariva non verdina non mi mai abbandonata non verdina io vado più cagare ma se volessi ancora qua da stregnere e passare cara papà Mimmo Taurino! Beh, Mimmo, hai commosso un po' tutti con questa canzone, complimenti vivissimi, veramente anche per il tuo modo di interpretarla. No, è l'emozione che mi fa parlare così. Immagino tu le senti dentro le No, canzoni. anche l'autore che conosce amico nostro. Ossia, salutiamolo. Testi e musiche di Alberto Selli. Grande, grande Alberto. Ciao Albertone, ti vogliamo E bene. poi stasera non è una svelenata, stasera con me ci ospita una mia amica. Che purtroppo devi sapere che deve andare via. Guadagno Ecco. l'uscita. l'uscita- purtroppo. Lo devo dire l'uscita. perché sa proprio lei questo fatto. Quando io ho fatto questo brano, Vieni qua, amore, ho vieni. fatto il video, tutto, ma arriva la prima telefonata, era lei. Bella canzone, della soddisfazione da lei, perché lei
è riuscito a vedere il video, la canzone era proprio lei, la paesana Villa Barra. Hai capito? Vabbè, voi siete molto uniti artisticamente, devo dire. Noi siamo prescindiamo cresciuti, all'artista, siamo amici proprio di famiglia. Infatti. Il papà io lo conoscevo molto bene. La la mamma mi mamma. faceva il seringa a me. Si pizzicava il popò. Siamo amici proprio fraterni Fratello, di una vita. Insomma, Beh, quindi scuola diciamo insieme, l'amicizia tutto. di No, una a vita prescindere, e per i di più cantanti colleghi di sono lavoro. nati dopo, insomma, facendoci grandi entrambi, però siamo Però mi dispiace principalmente- che adesso tu sei entrato e lei sta uscendo. No, io do lo ecco. spazio a lui. No, lei c'ha da fare, io c'ho da fare, e poi ci incontriamo, poi ci Ci torniamo. vediamo. Verito comunque, voglio dire. Ecco, se non c'è verità, appicciata luce. Ecco, va Intanto tranquillamente. io volevo ringraziare a te Melissa, veramente grazie di cuore per questa bellissima possibilità. I complimenti a lei sicuramente, però a te principalmente perché sei quella che crede molto in questo progetto. Quindi io ti auguro di vivere con lei tutti i sogni tuoi, di portarli fino in fondo e di viverti questa bellissima esperienza con amore, perché solo una persona come te può stare vicino a lei. Il resto Che è belle relativo. parole dalla bocca di Teresa Rocco. A voi. Adesso